Allora, lei è contento di vivere nel suo paese? Sì, Cosa fa per vivere? sono pensionato adesso. Lei ha qualche idea contro la disoccupazione? Certo che ce l'ho. Non ci dovrebbe essere la disoccupazione. E cosa si dovrebbe fare? Al posto di pagare questi signori che ci sono al governo, di prendere centinaia di migliaia di euro al mese, Miliardi. va bene, ma di metterlo a lavorare, cioè questi soldi, di metterli a lavorare, di tirare fuori i posti di lavoro, non così. Capito? C'è un problema di spopolamento nel suo paese? Se sì, si... No, qui ad Assemini no. Vede un futuro per i giovani dell'isola? Brutto, nero. Continuando così è nero. E cosa dovrebbe fare la politica per garantire l'occupazione? Diminuire Rubare di i meno. loro stipendi e rubare di meno. Che loro rubano e basta. Ed è meglio emigrare oppure accontentarsi pur di stare in Sardegna? No, Se non trovi il lavoro. se uno trova il lavoro è meglio che stia a casa sua, cioè in Sardegna, non di emigrare. Buongiorno. Ciao. Non di emigrare come si faceva prima in Australia e in tutti i paesi. Io ho fatto 14 anni di immigrazione E dove è stato? in Germania. Ah, ho capito. Allora, lei pensa che i sardi siano restii a lasciare la propria terra? E questo lo giudica un atteggiamento positivo oppure no? Che siano Restii? Vorrebbero rimanere... restare, certo. Ciao. Lei pensa che sia positivo oppure no? Che i sardi... No, è positivo che rimangano qui in Sardegna. Se c'è lavoro, Sì, stiamo Sì, parlando sì, per infatti quello. è quello il problema che... se c'è lavoro sì, è meglio che rimangano qua, se c'è lavoro. E se non ci fosse il lavoro, Se non ci fosse difficile lavoro bisogna emigrare. bisogna emigrare. piuttosto che accontentarsi di qualcosa... Beh certo, se è maturo dovrebbe fare così, però molti giovani di adesso non sono maturi, mi dispiace per voi, eravamo più maturi noi quando eravamo giovani, quando non ce l'avevamo il lavoro andavamo a cercarlo, Ma capito? anche fuori Anche dalla fuori, Sardegna. certo, e quanto ne sono mancati di qua? Sono andati fuori. E non è che devono aspettare che il lavoro cerchi a loro, sono loro che si devono muovere a cercare il lavoro. Secondo voi la delinquenza presente in Sardegna ha qualche relazione con la mancanza di lavoro? Sì, Un pochettino può darsi. no, un pochettino, Un troppo. Ma non credi che sia Sì, tutto... Questa droga è tutto Beh, facile. no, la droga è un'altra cosa. Ma è sempre lì, No, siamo abbinati sempre allo stesso no, la modo. droga ci sono anche gente grande, dai. Va bene, Ma vuol sono dire d'accordo. la delinquenza minorile più che altro è opera della droga. Ma Vabbè, si spacciano. perché se ne vanno. Perché Gli vogliono spacciatori avere quelli sono tutto. pezzi Tutto grossi. vogliono avere. Quelli sono pezzi grossi di spacciatori e la fanno loro, la prendono e la fanno mangiare. Ah, di stronzi dico io, perché uno ci casca ma se ne accorge. Se basta che o fuma o la prende diversamente questa droga, comunque non va bene. E poi sono troppo viziate dai genitori. E questo Troppo consiste La madre li Tramite compra la questa bicicletta, legge che c'è. il motorino, la macchina e poi vogliono soldi e alla fine ammazzano il babbo e anche la mamma. Sì, ma perché Per questo? avere soldi. Sì, ma perché questo? Perché la legge che c'è, che hanno fatto, che hanno tirato fuori, è di tenerlo in casa fin quando campa la madre, il padre e la madre. Magari abbia 50 anni, deve mantenere il padre e la madre, perché il lavoro difficilmente non va a lavorare, magari ne trova. Questo è un altro vizietto a parte che hanno. E pensate che a causa della volontà di qualcuno possa essere stata decisa la povertà in Sardegna, così da tenere il suo popolo rassegnato e poco cosciente delle Dei sue nostri potenzialità? amministratori. I politici, dai piccoli ai più grandi.
Tutti quanti. Tutti quanti, perché noi impariamo da quelli grandi che vengono da Roma, diciamo Roma per dire un punto di riferimento. Però noi impariamo di quelli. Rubano quello e dici, perché non devo rubare anch'io? Il male dei sardi è non essere uniti. Ma no, non c'è unità in Sardegna. In Sardegna ci doveva essere un partito nostro, No, come no. nell'Alto Adige. Un partito come nell'Alto Adige, Ciao. che se lo fanno valere i loro diritti. Ma E il partito. abbiamo visto, Presidente della Repubblica ne abbiamo avuto Ma due. non può fare niente. Anche Lo se- so, abbiamo avuto Presidente del Consiglio già 2 volte, Cossiga e altra gente. Sì. Glielo sapete anche voi. Sì, sì. E beh, che cosa hanno fatto? Invece i parlamentari siciliani, certe zone li hanno fatte d'oro. non da diventano da Sicilia voluti. Però quello che hanno fatto loro in Sicilia, In Sicilia, qui dove in è Sardegna povertà. non l'ha fatto In nessuno. Sicilia dove è troppo ricco su, c'è ricco su e povero, ma povero pure da noi. Anche qui è così, E usciva il noi. anche qui è così. Però io ci sono andato negli anni 60 e 64. lo so. Pentapeo del non sai. Ehi, Pentapeo, però E non ho peggio i in quel siciliani, periodo. i siciliani Adesso c'hanno- no. Non lo so, adesso no. c'hanno più Però volontà non di credo che lavorare, stanno c'hanno bene. più... Cioè, ci sono gente più ricca di qua in Sicilia. Baroni, conti, poi carità, che hanno se andato si va rappantato. Barone, conte, tutto preso e gente muore da fame. Capito. Oh, andai a fare a bisogno, a sta strada. Ah. Una cittadina di 40.000 abitanti, Bagheria, provincia di Palermo, come a Semini con Cagliari. Io Noi ci sono sappiamo andato. che bagheria, bagheria è amministrata dai mafiosi. Sa mafia Antonio. No, bagheria è amministrata dai Eia. mafiosi. Per quello si fanno chiamare conti Eia. e contesse. È tutto bene, guarda. Perché hanno i soldi, comandano loro, cioè con il pizzo li fanno pagare quello che non hanno, o se no lo ammazzano, se no lo fanno chiudere battenti. Ci sono due Oggi invece problemi. quelle erbe le mangiano per dimagrire, invece io le mangiavo per fame. Secondo me ci sono due Capisci? Sono problemi. diversi, sì. Non è una Uno cosa che hanno tu ragione dici, anche "No, loro, può essere una bugia". Non è anche che loro sia hanno una bugia. ragione, Io ci sono perché passato. li fanno studiare, E tutte le o una volta che hanno Sì. preso quel pezzo di carta, che che hanno sudato quel pezzo di carta non trovano lavoro. E anche quello Sì, non sì, va sì. bene. Anche quello è Una vero. volta che tu, le famiglie... E hanno ragione anche loro. Noi eravamo certo. 6 figli, papà e mamma, e non c'era pane, non ce n'era. Allora, un'ultima domanda. Secondo la Dichiarazione Universale dei Diritti Collettivi dei Popoli, ogni collettività umana avente un riferimento comune ad una propria cultura, ad una propria tradizione storica, sviluppate su un territorio geograficamente delimitato, costituisce un popolo. Ogni popolo ha il diritto di identificarsi come tale. Ogni popolo ha il diritto di affermarsi come nazione. Certo. Come mai, secondo voi, alla Sardegna è impedito di esistere come nazione? Colpa di Roma. Sempre la No, anche colpa nostra. E perché colpa nostra? Cosa puoi fare? Perché non tu? siamo uniti. Ma e come fai a unirli tu? Formarsi un partito proprio Chi forte. lo fa? Un partito nostro. E buonanotte. Ehi Antonio, di notte su partito forte del no, non c'è nulla da fare. Chi che mi Casta, già, bis, Gavino sale, bis. Devo Oh. mai chi dopo votare. Però ha cominciato a tenere consenso, se uscito. Gavino sale. Un partito di denuda, proprio il teso. sì. Capito? Da nulla sono Da nulla. cresciuti. Povero, funti fatte denuda. Già i denti di un sindaco su me vi dicevo. Su 60% tanti votati. conto della... Che non conta. No, è certo che conta pago, però no su Sardo che non Stati Uniti. No. Sta tranquillo che a Roma che non Stati Uniti, non si dione. Siamo un popolo che non lo sappiamo, neanche noi quello che vogliamo. Ma in questo su partire di Gavino San, Sale. Sadis. Sale. Io lo conosco bene. Il partito è questo. Indipendenza, Repubblica di Sardegna. Chi è? In questo cucuccio delle montagne, chi odi? Questo è Maluento. A Maluento. No, ma questo non vale nulla, Dodore Meloni non vale nulla, è un estremista questo. Davide,
Tottori Melloni, lo conoscete che hanno fatto autotrasportatori, fa due estremista, fa sardista, però estremista, ci diventa poco. Ma vedete questo è estremista. C'è estremisti. Eppure fai uno dei gusti. Siamo tutti estremisti, no? Ma questo fa estremista troppo bello. Va a vendicare su come tiene tu. Su chi è tu non mi anda bene a me, su chi non è non anda bene a tu, quando come ti si fa di vendicare?